Pordenone scende in campo per i diritti delle donne islamiche alle quali è vietato partecipare agli eventi sportivi maschili. Da Pordenone si alza un grido in difesa delle donne, quelle comprese nei paesi islamici che impediscono loro di assistere a eventi sportivi maschili. Per questo l'associazione Neda Day, che ha proprio sede a Pordenone, attraverso il suo presidente, l'iraniano Taher Jafarizad, ha programmato a Pesaro, dove sta per andare in scena la World League di pallavolo, una manifestazione sul tema. La sera del 2 giugno, quando scenderà in campo la nazionale dell'Iran, spiega Jafarizad, ci presenteremo sugli spalti in 250, con addosso una maglietta che promuove l'accesso agli stadi per le donne islamiche. Sarà una provocazione pacifica, va avanti per attirare l'attenzione sul problema. Jafarizad, assieme a una delegazione europea rappresentata da Daria Safai, ha anche scritto una lettera alla Presidente della Camera Laura Boldrini, oltre che ai vertici di CONI Nazionale, del Friuli Venezia Giulia e della Federazione Italiana di Pallavolo e delle Marche. Nella missiva si chiede una presa di posizione forte, fino ad arrivare all'esclusione dalla competizione, nei confronti delle nazioni che discriminano le donne, impedendo loro l'accesso a stadi e pallasport. È un fenomeno che riguarda 500 milioni di donne e per questo, conclude Jafarizad, noi iraniani chiediamo di boicottare l'Iran da tutte le competizioni internazionali per il comportamento di apartheid femminile. Lo sport, che a parole tanto dovrebbe unire, in questo caso resta terreno di discriminazione.